Giorgio Murru, 3.500 persone hanno seguito i lavori del festival, che ha visto la partecipazione di ospiti di levatura internazionale. Soddisfatti di questo primo appuntamento? Beh, intanto straordinariamente colpito. In secondo luogo, i numeri, se è vero che sono importanti, 3.500 persone in presenza che hanno seguito i nostri eventi nelle nostre sedi. Tutto ciò che noi abbiamo fatto è stato seguito in diretta ovunque. Ci sono stati dei riscontri straordinariamente positivi che arrivavano da qualsiasi parte dell'Europa, perché l'internazionalizzazione del festival non era soltanto un titolo dato alla manifestazione, quanto invece proprio la volontà di portare all'esterno, di riportare questa Sardegna, soprattutto la storia dei sardi, l'archeologia della Sardegna, al centro del Mediterraneo. E quindi di conseguenza il significato, cioè la bellezza, voglio dire, di questa esperienza è stata proprio quella di parlare ad un pubblico amplissimo, di andare oltre le nostre frontiere, oltre la nostra isola, oltre Cavras e il Sinis, e affacciarci a quello che è un mondo invece diverso, è un mondo che ci aspetta, perché ciò è stato dimostrato, è un mondo che ha bisogno della cultura dell'isola, di conoscerla e di sapere in realtà come questa si coniuga con le grandi civiltà che finora sono state studiate a livello mediterraneo, la nostra un po' meno, ma abbiamo tutte le carte, tutti i significati per poterci riprendere alla grande questo ruolo che la storia di fatto ci ha dato e ci ha restituito.